Buongiorno a tutti amici scacchisti, oggi vediamo un partitone che è la metà e basta, ti dico solo che all'interno di questa partita c'è un sacrificio di regina e tu sai che quando c'è un sacrificio di regina è sempre tutto più frizzantino. Chi sono i protagonisti? L'attuale campione del mondo Magnus Carlsen contro Levon Aronian, grandissimo e fortissimo giocatore che stanno giocando in questo torneo a 15 minuti più 10, non è una partita straragionata, ma a loro basta e avanzano. Giocano al computer, quindi non su scacchiera reale, perché c'è questo tipo di modalità, forse in futuro, chi lo sa, anche secondo le proposte di Carlsen, gli scacchi potranno essere ufficializzati anche col gioco online, chi lo sa, lo staremo a vedere, ma per ora si gioca in questo modo: cavallo F3, cavallo F6, C4, G6. Qui c'è qualche sistema indiano nell'area. Cavallo C3, G7, E4, arco corto, D4, D6. Siamo completamente in una difesa est indiana. Difesa conosciutissima. C'è anche il corso completo sull'Accademia di Matto Scacco, il corso completo realizzato dal gran maestro Daniel Virni, dove mostra tutte le linee le migliori dell'est indiana. Quindi se giochi l'est indiana ti lascio qui sotto il link per accedere al corso. Detto ciò, è strano per Aronian giocare questa difesa perché non la gioca praticamente mai. Lui è un Nizzo indiana dipendente e si vede che ha voluto sorprendere Carlsen con questa mossa. Ovviamente sembra che il nero ha un pedone in presa, ma per chi gioca a questa difesa sa che non è così, perché dopo eventuali cambi e mega cambi, non so, robe di questo tipo, ok, il bianco è momentaneamente in vantaggio di un pedone, ma grazie agli attacchi di scoperta il nero è in grado di recuperare subito quel pedone. Quindi ovviamente Carlsen non ne approfitta e decide di giocare a rocco corto, tutto secondo la linea principale. H6 è mossa interessante per evitare entrate sia d'alfiere che di cavallo in G5, perché uno dei punti deboli della difesa est indiana è l'entrata del cavallo in G5, poiché uno dei piani di gioco del nero è quello di giocare F5, indebolendo la casa E6. Spesso c'è questo movimento molto interessante di cavallo H6, serve a prevenire questo. D5, Carlsen decide di avanzare e quando si fa una scelta di questo tipo si entra in un punto di non ritorno, ossia il centro al momento è bloccato, ma noi sappiamo che è solo momentaneo perché ci sarà del dinamismo per quanto riguarda il nero con la spinta del pedone F e il bianco per quanto riguarda la spinta del pedone C5. Parte la rincorsa a chi spinge per primo. Cavallo B di 7, alfiere in E3 per il bianco e ora cavallo in H7. Qual è l'idea di cavallo H7? Sicuramente di iniziare a far spazio all'avanzata di questo pedone. Forse ti starei domandando, ma se questo cavallo comunque se ne deve andare da qui per far spazio alla spinta del pedone F, non conveniva forse portare il cavallo in G4, minacciando l'alfiere camposcuro, che è molto importante? Sì, l'alfiere si sarebbe potuto ritirare e dopo un'avanzata di questo tipo, F per E5, G per F5, cavallo in E1, scoprendo l'attacco su questo cavallo che si sarebbe dovuto per forza ritirare, e dopo una spinta come F4 sembra brutta perché il nero può avanzare, ma in realtà tramite un'avanzata di questo tipo il nero va a regalare la casa E5 completamente al bianco, dove potrà andare a piazzarsi qualche pezzo. Mi viene in mente la manovra cavallo C2, cavallo in D4, oppure anche un'interessante manovra come alfiere 3 e alfiere di 4 per andare poi a scambiarlo con l'alfiere di fianchetto, che noi sappiamo che l'alfiere di fianchetto vale sempre più rispetto a un alfiere non di fianchetto. Tra l'altro ricordiamoci che bisognerebbe poi cercare di bloccare questo pedone prima che crei danni. Ad ogni modo la partita non è andata così perché non è stata giocata, come dicevamo, cavallo G4 ma cavallo in H7. Donna di 2, Carlsen non va sulla difensiva, dice ok, tu prepari una spinta, io comunque intanto ti attacco su H6 e devi prendere ripari. Aronian se ne fischia giocando F5 e adesso dopo questi cambi, turno del bianco che va in vantaggio in un pedone, tutto secondo i piani, non si tratta di una svista. L'idea qual è?
ok, il bianco è andato in vantaggio di un pedone, io però adesso sviluppo velocemente i miei pezzi prendendo tempi sulla donna, per esempio la torre in F6 è stata una mossa gratuita e cerco il prima possibile di far valere questi miei pedoni, porterò il mio cavallo in gioco il prima possibile, svilupperò questo alfiere e porterò anche l'altra torre in attacco. Quindi adesso è il bianco che deve dimostrare che, come dice il gran maestro Andrea Stella, un pedone è un pedone, però deve stare attento adesso a non perdere la regina. Infatti Carlsen si ritira in H4 guardando a raggi X la regina avversaria. Se questa torre dovesse spostarsi subito seguirebbe il cambio di donne, alleggerimento della posizione e poi si entrerebbe in un finale sicuramente favorevole. Cavallo in diva in F8, l'idea è quella di posizionarsi in G6 dove dà qualche noia alla regina. G3 non si sa mai, creiamo una via di fuga alla donna, perché la donna di Carlsen non è che è messa molto bene. La donna di Carlsen, detta così suona male, ma ci siamo capiti. Donna in E7, donna in H5, donna G7 e attenzione che adesso il nero prepara un torre H6 minacciando di intrappolare definitivamente la donna del bianco. Cavallo in H4 e adesso cavallo G5. Perché Arogna non ha giocato subito torre H6 andando a chiudere così la donna del bianco? Perché ci sarebbe stata una piccola risorsa tattica che era cavallo in F5, attacco doppio. Ora, per esempio su torre per H5, cattura, torre in G5 togliendo la torre dall'attacco e minacciando il cavallo, ma cavallo E8 molto simpatica, il cavallo riesce a trovare una via di fuga andando poi a attaccare anche i pezzi avversari, quindi in questo caso il bianco sarebbe stato meglio. Quindi su cavallo H4 viene giocata cavallo in G5, la mossa che viene giocata in partita. Ora il bianco deve reagire in qualche modo perché ha veramente la regina in trappola, non può andare da nessuna parte, l'unica che sembra carina è 8, ma sicuramente ci sarà il modo di intrappolarla anche da lì. F4, E per F4, G per F4, attenzione che come ho segnalato poco fa ci sono gli attacchi di scoperta, ma ovviamente Carlsen prima di fare questa giocata ha calcolato e per assurdo questo cavallo che avanza non ha scoperte interessanti. Aronian decide di posizionarlo in E4, scacco di scoperta di donna, il re si sposta e adesso ci sono contrattacchi interessanti come torre G1, inchiodatura sulla donna. Torre H6 è il momento ora di chiudere la donna del bianco e arriva finalmente il sacrificio. Cavallo per E4. Sembra un sacrificio di donna in cambio di un cavallo, intanto il bianco ha preso un cavallo e ora si pappa anche una torre, quindi cavallo e torre per donna ci può stare, ma sembra che il nero ora possa prendersi anche il cavallo. Ovviamente non può farlo, in partita viene giocata donna H6, vediamo che cosa sarebbe potuto accadere sulla cattura, semplicemente torre G1, l'inchiodatura. È vero che ci si può momentaneamente parare con cavallo G6, ma ovviamente è solo un ritardare la fine dei giorni. Torniamo a noi. Scusami, su questa mossa quindi il nero non cattura ma gioca donna in H6. Si minaccia l'alfiere, se si sposta l'alfiere dietro c'è il cavallo, quindi cavallo G3 per sorreggere questo alfiere. Da notare la coordinazione dei pezzi di Carlsen. Questo alfiere è fortissimo, controlla questa diagonale, in particolare l'unica casa dove potrebbe andare la torre del nero una volta che questa si libera. Quindi è molto importante. Questi cavalli giocano un ruolo fondamentale, creano in qualche modo anche attacco su F5 e prima o poi verrà portata in gioco anche l'altra torre che potrà entrare e fare veramente danni. Alfiere di 7 per portare in gioco anche la torre che è rimasta a casa, come dicevamo torre in A va in E1, B5 e ora arriva una mossa non da gran maestro, di più. Dimmi un po' che cosa giocheresti dopo questa B5, ti lascio qualche secondo per pensare. Non so te, ma io quando ho analizzato questa partita, la prima che mi sarebbe venuta in mente è tipo una B3. Peccato il motore dice che B3 è perdente. Oddio, non succede nulla di che nell'immediato, ma la mossa vincente e anche la prima consigliata dal motore che ha trovato Carlsen nel giro di pochi secondi è la spinta del pedone. C5.
Perché questo sacrificio gratuito di pedone? Il bianco è sotto di materiale, deve cercare di non regalare pezzi perché altrimenti potrebbe perdere la partita. Questo sacrificio non viene accettato dal nero che in partita gioca donna F6. Ma andiamo a vedere che cosa sarebbe potuto accadere su una cattura di questo tipo. Sembra nulla, no? Cattura, pedone di vantaggio. Sì, il problema è che adesso la casa in E5 è nelle mani del bianco. Prima questa casa era controllata. Adesso questa casa è libera, quindi in futuro ci potrà andare una torre che servirà sempre ad aumentare la pressione, oppure ancora in un futuro ci si potrà posizionare un cavallo tipo cavallo F3, cavallo E5, mi sembra abbastanza devastante. Quindi è un sacrificio posizionale a lungo termine, ma come dicevamo Arogna non è il primo che passa e quindi gioca donna F6 andando ad attaccare il cavallo e minacciando anche entrate. Cavallo F3, il cavallo si sposta, ora ci sono possibilità di rimanovrare questi pezzi di per C5 e alla fine ha accettato il sacrificio, ma prima di andare subito a ingolosirsi con risposte di questo tipo, torre G1, minacciando scacchi di scoperta sul re, il re si sposta e ora cavallo E5. Come ti pare quella casa in E5? È interessante, vero? Molto. Vediamo come continua. Re in H7, alfiere in F7, questo alfiere si porta in attacco cercando di togliere sempre più case anche di movimento al nero. Il nero cerca delle semplificazioni e qui viene giocato alfiere per E8. Da notare che era molto interessante anche la mossa alfiere in G8, poiché dopo un'ipotetica cattura avremmo avuto mosse come a cavallo in H5, scacco e ovviamente ora si minaccia di catturare la donna. Qui probabilmente la meno peggio sarebbe stata quella di interporre davanti la donna. Dopo cattura, scacco, il re si sposta, cattura, il bianco ne esce vincitore. Ma come dicevamo, Carlsen non ha giocato alfiere G8 ma ha cambiato i pezzi per andare poi torre 3. Qual è l'idea? Quello di 1 volendo raddoppiare le torri, 2 quello di portare la torre in terza traversa. Ti faccio notare una cosa, che il re del nero non è messo benissimo. Perché? Perché c'è già una torre che controlla raggi X, la colonna G. Se arrivasse una torre che controllasse, sì, passatemi l'italiano, anche la colonna H, avremmo uno scaccomatto o perlomeno devi sacrificare la donna. Quindi è interessante questa rete di matto che c'è nascosta. Cavallo G6, cavallo in H5 si minaccia la donna e si fa spazio all'entrata in H3. Donna in H4 minacciando il cavallo ed impedendo l'entrata della torre. Cavallo per G6 si attacca alla donna che è costretta a ricambiare e qui Carlsen vede una combinazione per andare praticamente in una sorta di in una posizione di parità. Cattura di torre e ora Aronian, che è sotto di materiale, decide di entrare nel perpetuo. Seguono una serie di scacchi, uniche difese da parte del bianco e la partita finisce in parità. È stata una partita vincente, non possiamo dire che i giocatori abbiano fatto patta per accordo perché se sono suonate di santa ragione ed è stato veramente la mossa del pedone C5 mi ha veramente emozionato. Non so tu, fammi sapere con un commento qui sotto, io spero che il video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a seguirci anche su Instagram dove pubblichiamo piccoli consigli e tips scacchistici e chiaramente all'interno della nostra Accademia di Matto Scacco, dove è stato recentemente pubblicato il corso Attacco Creativo a cura del Gran Maestro Andrea Stella per tutti quei giocatori che fanno fatica a trovare degli attacchi, perché spesso e volentieri cosa succede? Succede che uno fa i problemi di scacchi, il bianco muove e vince in 2 mosse, però il problema è che poi in partita non riesce ad arrivare in quelle posizioni, perché nei problemi di scacchi tu sei già in quella posizione, il problema è arrivare ad avere tutti i pezzi coordinati per poter sferrare poi l'attacco finale. Va bene, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao!